Una banda dedita a furti in ville e abitazioni del nord Italia, composta da 3 cittadini albanesi, è stata smantellata dalla polizia di Pordenone su disposizione della procura. Sono state anche sequestrate armi da fuoco e riscontrati furti per oltre 1 milione di euro di refurtiva che sarebbero avvenuti oltre che in Friuli Venezia Giulia anche in Veneto e Lombardia. I 3 arrestati pluripregiudicati per reati specifici sarebbero responsabili di 33 furti aggravati in ville e abitazioni oltre che di altri 70 crimini analoghi commessi dallo scorso periodo prenatalizio, principalmente nelle province di Pordenone e Treviso. Gli investigatori hanno anche trovato pistole e munizioni e individuato un flusso di beni illeciti verso l'Albania, dove venivano investiti o riciclati. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Pordenone in collaborazione con quelle di Milano e Treviso. L'indagine ha tratto origine dal furto aggravato in abitazione perpetrato nel centro di Pordenone la sera del 27 dicembre scorso, quando ignoti, introdottisi in un appartamento, avevano asportato addirittura un armadio blindato dove erano custoditi monili in oro per un valore di 30.000 euro, ma anche 2 pistole e delle munizioni. I 3 albanesi avevano come base logistica 2 appartamenti a Conegliano e a Treviso, dove materialmente, utilizzando dei flessibili, scardinavano i forzieri sottratti dalle case.